Il pomeriggio se ne va, il tramonto si avvicina. Un momento stupendo, il sole sta andando via, a letto. È già sera, tutto è finito. Dalle macerie dell'esplosione sono state estratte le pagine annerite di un quaderno su cui era stata scritta una poesia dal titolo Tramonto, composta solo qualche giorno prima della sua morte dalla piccola Nadia Nencioni. A 30 anni dalla strage, il nome della poesia viene ripreso per intitolare l'operazione di arresto del boss mafioso a capo della catastrofe. A custodire quella preziosa poesia è ora lo zio Luigi Rainelli, tra i pochi parenti rimasti dei Nencioni. 29 anni fa, 26 maggio 1993. Città di Firenze. Le piccole Nadia e Caterina Nencioni non potevano sapere che quello sarebbe stato l'ultimo tramonto per loro. Erano le 1:04 di una notte quieta e in casa Nencioni tutti dormivano, quando un'autobomba, posta proprio vicino alla loro casa, scoppiò. Secondo alcune dichiarazioni, la bomba, posta sotto la Torre dei Pulci, avrebbe dovuto causare danni solo alla Galleria degli Uffizi, ma non fu così. Infatti provocò la morte di un'intera famiglia e di oltre 48 vittime innocenti. È il 16 gennaio quando Matteo Messina Denaro viene arrestato dopo anni di violenza, sangue e illegalità. L'abbiamo saputo stamani anche noi. Queste sono le parole dette all'ANSA da Luigi Danelli, lo zio della bambina. Aver usato la poesia Tramonto di Nadia come titolo dell'operazione che ha portato all'arresto di Matteo Messina Denaro è un simbolo, un bel segnale che viene dato a tutti, non solo una carezza alle due bambine, nostre nipoti. Quindi il boss di Cosa Nostra è stato condannato all'ergastolo e gli verrà applicato il 41 bis. Era notorio, capitava, che il grosso boss mafioso, anche dall'interno del carcere, continuava a dirigere la propria cosca, continuava a dare disposizione attraverso i colloqui che aveva con i familiari, con lo stesso avvocato certe volte, attraverso anche i messaggi che riusciva a tenere, attraverso telefonate che riusciva ad avere con i parenti e con altri conoscenti, e quindi continuava ancora a esercitare quel potere. Allora il 41 bis, che significa limiti per i detenuti di un certo tipo ai contatti con l'esterno, è sicuramente importante. Il giudice Papalia sosteneva: mafia e cattiva politica sono strettamente collegate perché l'una ha bisogno dell'altra per raggiungere i propri scopi. Nel nostro nord produttivo la mafia è invisibilmente presente. Nessuno conosce il mafioso che spesso circola con prestanomi nei corridoi delle grandi società, negli studi dei commercialisti, e si introduce negli affari altrui con lusinghe, prospettando vantaggi e offrendo liquidità a chi ne ha bisogno. E se invece il mafioso lo si conosce? Continua il trend delle ultime settimane di vestire in stile Matteo Messina Denaro. In particolare sui social impazza la moda di mostrarsi fieri nell'indossare lo stesso abbigliamento che sfoggiava il boss al momento dell'arresto. Un cappotto di montone, un cappello beige di lana, dei pantaloni cargo, delle scarpe da ginnastica chiare. Questa tendenza è diventata virale quando è stata trattata per la prima volta dal deputato napoletano Francesco Emilio Borelli sui social. Sono tanti i negozi che, stando alle segnalazioni, avrebbero messo in vendita i vari capi di abbigliamento, anche per bambini, per assomigliare al boss di Cosa Nostra. Questo fatto denota una mancanza di rispetto verso tutte le vittime della mafia e le loro famiglie. Quello che dovrebbe essere un motivo di vergogna diventa invece una tendenza. Noi giovani dobbiamo essere protagonisti del cambiamento e della lotta per la giustizia. Costruiamo un futuro migliore facendo la nostra parte contro le mafie fin da adesso. Non rimaniamo indifferenti di fronte alle ingiustizie. Denunciamo ogni forma di attività illecita. Portiamo avanti il valore della legalità con coraggio e senso civico. Facciamolo per tutti coloro che hanno perso la loro vita a combattere la malavita o ne sono stati vittime innocenti. Facciamolo per la nostra generazione, per proteggerci dalle conseguenze dell'infiltrazione mafiosa. Facciamolo per i posteri, affinché continuino a costruire un mondo libero, giusto e prospero per tutti. Le mafie, un fenomeno da prepotenti, un fenomeno con cui non si deve necessariamente convivere, ma contro cui si deve combattere. Il silenzio è mafia. La mafia uccide, il silenzio pure. Peppino Impastato.